Oggi naturalmente parliamo di una pianta chiamata aglio ursino. Non si sa se viene chiamata aglio ursino perché è una delle prime piante che spunta e, come dire, quando nei tempi andati l'orso svernava, no? Si cominciava a mangiare questa pianta. Queste sono forse dicerie. Il nome scientifico si riconosce come Allium ursinum e sia agli che cipolle sono tutti della stessa famiglia e sono tutti commestibili. E ne abbiamo due a foglia larga, esclusivamente a foglia larga. Uno è questo, l'aglio ursino, ed uno è l'Allium victorialis che si trova in montagna, non qui da noi nelle pianure. La pianta, come notate, è strutturata di due foglie e una parte floreale. La si riconosce bene, al contrario di altre piante che crescono assieme, che magari andremo a proporre più avanti, perché assieme all'aglio ursino si cela il Colchicum autumnalis, si cela nelle zone un po' più alte, ma non tanto più alte, il veratro, che è una pianta molto pericolosa, e si cela anche la Comballaria maialis, il mughetto. Sono tre piante, diciamo, leggermente mortali, no? Assieme all'aglio ursino, dunque sempre cautela, non correre. Questi bulbilli si può dire che non è il caso di mangiarli, perché sia all'esterno, come notate il colore, che all'interno hanno dei filamenti neri come dei piccoli aghi che diventano cattivi alla nostra bocca, anzi addirittura ci pungono la lingua, dunque la pianta va tagliata. Questo magari nella nostra regione Friuli Venezia Giulia è ben specificato, noi non potremo estirpare niente, dobbiamo tagliare tutto a fil di terra. Lo si può usare in tutte le maniere, sia crudo che cotto, si fanno dei patè, si fa il pesto. Dunque si può mettere l'aglio ursino, erbe cipolline, un cipollotto di quelli coltivati, 2 spicchi d'aglio sempre di quelli coltivati, tutto tritato finemente. Mettiamo nell'olio di oliva caldo un pizzico di bicarbonato che non guasta poi per la futura digestione, che si digerisce tutto bene, però li manterrà questo bel colore verde clorofiliano, un pizzico di sale, un po' di peperoncino ed abbiamo una ottima salsa pronta tipo aglio, olio, peperoncino. Perché vorrei vedere quale donna quando fa l'aglio, olio, peperoncino, la ricetta è olio bollente, metti l'aglio, metti dentro il peperoncino, in quel momento l'olio con l'aglio schizza in tutta la cucina, dunque vi sporcherà tutte le piastrelle. Dove questa salsa è già pronta, me la metto via in frigorifero una volta cotta nel vasetto, dunque stempero un cucchiaio nella padella con l'olio di oliva tiepido, butto la pasta appena pronta scolata, salto e voilà! Una ottima ricetta e il vasetto dura in frigorifero con serenità.